Appena il tempo di superare il picco dei contagi che l'Uslotto si prepara ad accogliere e gestire l'arrivo dei nuovi vaccini anti-Covid. Nelle prossime ore il Ministero della Sanità renderà noto il protocollo e già in settimana la Regione Veneto dovrebbe recepirlo, poi le strutture individuate saranno al lavoro. Noi abbiamo creato una chiamatela task force, insomma un gruppo interno in cui ci sono varie professionalità per vedere come organizzare. È un vaccino, almeno quello della Pfizer, abbastanza complesso perché necessita di essere diluito, oltre tenuto a -80, una volta che è diluito deve essere usato in poche ore, per cui va ben definito qual è la popolazione, perché quello che diluisci e non usi lo devi buttare. Temperature, preparazione, definire come e dove effettuare la vaccinazione, ma soprattutto il tempo la farà da padrone. Una volta preparate le dosi, queste dovranno essere somministrate in quanto la vitalità del vaccino è di poche ore. In attesa dell'arrivo del vaccino anti-Covid sul territorio dell'Uslotto parte la seconda tranche del vaccino antinfluenzale. Dopo le fasce deboli e personale sanitario, quest'ultimo ha toccato il tetto del 43%, mentre l'anno scorso si era fermato al 13%, ora tocca il personale della pubblica amministrazione, dalle forze armate, forze dell'ordine, personale amministrativo e scolastico. Il servizio di igiene e sanità pubblica ha organizzato 2 situazioni ad hoc a Vicenza e nell'Ovest vicentino che vedono vaccinate 1200 persone per volta.